Signori, buongiorno. Quanti di voi hanno letto il contratto per il governo del cambiamento? Punto domanda. Allora, dato che non tutti l'avranno letto, voglio leggervi cosa c'è scritto in relazione alle autonomie. Ora, badate bene, questa cosa la riprendo dopo aver sentito anche le dichiarazioni del presidente Conte l'altro giorno a Belluno, che hanno lasciato abbastanza basiti, dato che si è messa a sorridere o a ridere addirittura quando si parlava di autonomia. Testuale, eh? Sotto il profilo del regionalismo, l'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda di governo l'attribuzione, per tutte le regioni che motivatamente lo richiedono, di maggiore autonomia in attribuzione all'articolo 116 terzo comma della Costituzione politichese. Ma è anche facile da capire volendo. Portando anche a rapida conclusione le trattative tra governo e regioni attualmente aperte. Hanno detto rapida. Vi ricordo che quando c'era il governo Renzi c'è stata una preintesa tra Bressa e le regioni che hanno chiesto l'autonomia. Dopo quella preintesa c'è soltanto gran lavoro da parte di Erika Stefani, ministro dell'autonomia, e grandi richieste da parte di Luca Zaia, ma tutte in evase sembrerebbe. Continuo. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per per un autonomo esercizio delle stesse. Ma continuo ancora. Alla maggiore autonomia dovrà infatti accompagnarsi una maggior responsabilità sul territorio, in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini e in termini di efficienza ed efficacia dell'azione svolta. Badate bene che le tre regioni che hanno chiesto maggiore autonomia sono Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, sono anche le tre regioni che maggiormente sono virtuose nell'ambito della spesa pubblica. Proviamo a vedere altre regioni a livello nazionale se sono veramente virtuose come queste tre. Comunque andiamo avanti. Passo un po' avanti, che è molto importante. In rosso sottolineato. Occorre inoltre utilizzare il modello dei costi standard per i servizi regionali e locali. Badate bene che questa richiesta di utilizzare i costi standard è stata assolutamente invisa da tutte le regioni del sud. E queste costi standard vorrebbe andare a equiparare sostanzialmente che le spese sostenute su base nazionale devono essere fondamentalmente identiche e non bisogna adoperare le spese storiche. Vi ricordate quel famoso esempio della siringa che in Veneto costa qualche centesimo, in Sicilia costa qualche euro? Bene, vorrebbe dire che anche in Sicilia dovrebbero spendere qualche euro per il costo della siringa. Evidentemente qualcuno non ci potrebbe più mangiare sopra. Ora, voi capite bene che sulla base di questo contratto di governo c'è qualcuno che questo contratto di governo non lo sta rispettando. Chi è che non lo sta rispettando? I 5 Stelle? Ma badate bene, non lo sta rispettando neppure la Lega. La Lega, quella che si chiamava Lega Nord, oggi in realtà è Lega ex Nord, che tutto sta facendo tranne che portare avanti il contratto di governo per quanto riguarda l'autonomia. Ora io vi chiedo, siete convinti che la Lega ex Nord di governo sia ancora vicina ai territori del Nord che chiedono l'autonomia? Io ne ho qualche dubbio. Chiediamo a Zaia quindi di continuare la battaglia, perché la battaglia ma deve continuare seriamente, deve portarla avanti alzando i toni. Caro Zaia, è inutile sbraitare al vento, bisogna fare prove di forza. I veneti sono disponibili a seguirti, ma tu devi tirar fuori gli attributi, carissimo governatore del Veneto.